Salve a tutti e benvenuti a questa puntata agostana di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, buon caldo a tutti. Allora, oggi parliamo di un premio, il premio Mercurio d'Argento, che ormai è un premio arrivata, adesso ci dirà Massimo a quale edizione, alla 5, mi sembra di capire alla 5. E perché ne parliamo con Massimo? Perché guarda caso è anche il direttore artistico. Però fatemi dire un paio di cose almeno generali. Allora, la prima cosa è che il Mercurio d'Argento è ovviamente una manifestazione dedicata in generale alla musica per immagini, la musica del cinema. Si svolge a Massa, in Toscana, quest'anno giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 agosto. Allora, se ascoltate questa puntata, fate ancora in tempo ad iscrivervi, ad esempio, alle masterclass di cui adesso poi vi parlerà Massimo. Ma prima delle masterclass, Massimo, ci parli invece degli eventi, diciamo così, artistici di quest'anno? Allora, quest'anno gli eventi artistici si concentrano nella giornata del venerdì 25 agosto e del sabato 26. Il venerdì quest'anno abbiamo deciso con l'organizzazione del premio Mercurio d'Argento di concentrarci sempre sul mondo delle colonne sonore, quindi della musica applicata alle immagini, ma attraverso un'altra forma d'arte che non avevamo ancora diciamo messo in piedi, la forma danza. Allora, ci sarà questa serata in Piazza Lanci, nella piazza centrale di Massa, si chiama Danzando sulle note del cinema, a cura di Max Ballet Project 2.0 Company, e non solo, ma ci sarà la CPM Ultra Pop Band, formata da 6 musicisti provenienti dalla CPM Music Institute di Franco Mussida, famosa scuola di musica popolare contemporanea fondata nel 1984 per l'appunto da Mussida, colui che era uno dei leader della premiata Forneria Marconi, e ci sarà questa serata di danza e musica dal vivo, colonne sonore e canzoni da film di Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Vangelis, Giorgio Moroder, Sakamoto, Joyce Hisaishi, e poi non solo, Lady Gaga, René Caro, Olivia Newton-John, Aretha Franklin, Adele, Billie Eilish e molti altri. Quindi tra una performance coreografica danzante e una performance live di questa band rivivremo momenti belli, particolari, di pezzi più o meno celebri della storia della musica per immagini, tra vi posso dire Harry Potter, No Time to Die, Grease, Furio, Flashdance e saranno famosi e via discorrendo. La serata del sabato invece avremo un grandissimo pianista, un grandissimo musicista, Danilo Rea, che con il suo Cinema Songs, canzoni nel cinema, infatti un viaggio emozionante alla riscoperta delle grandi canzoni legate al cinema sia di ieri che di oggi, dagli anni 30 passando tra le stagioni d'oro del cinema americano, di quello francese fino a quello italiano. Stiamo parlando di Danilo Rea, cioè uno dei più grandi jazzisti italiani attivi, e attivo moltissimo proprio, non solo nell'ambito jazz, ma anche nell'ambito magari canzone d'autore. Ad esempio si ricorda la collaborazione con la Mannoia, per dirne una, la prima che mi viene in mente. E poi durante questa serata qua finale, diciamo il gran galà del premio Mercurio d'Argento, io racconterò un po' quello che è il contest di quest'anno, che si un po' slega dagli altri anni. Quest'anno non c'è stato un cortometraggio da rimusicare, ma in realtà ci sono stati 3 cortometraggi donatici al festival, realizzati dalla Roma Creative Contest. Sono 3 cortometraggi, come vi dicevo, Dream of Glass, Manhunt e Cose dell'altro mondo, che un tot di allievi hanno potuto scrivere nella colonna sonora originale ex novo, eseguita dal conservatore di musica L. Boccherini di Lucca con una grande orchestra. La giuria, formata da me, da Marco Testoni, da Luis Siciliano e da Eugenio Tassitano, deciderà chi saranno i 3 finalisti e il vincitore. Diciamoli i nomi di questi ragazzi. Diciamoli: Giovanna Albano, Giulio Fagiolini, Giovanni Squitieri, Giacomo Petrini, Lucio Pieri, Stefano Sestani, Mattia Cavallaro e Riccardo Vescovo. E questa giuria dovrà scegliere chi di loro ha meglio adempito a questo lavoro, e avrà la statuetta e anche un premio in denaro.
peraltro statuetta molto bella, me la ricordo. Sì, sì, è una statuetta, viene fatta appositamente per il festival, viene realizzata dalla Fonderia d'Arte Massimo del Chiaro di Pietrasanta. Parliamo infine di queste masterclass, insomma, che sì, mi sembrano, adesso al di là degli scherzi, visto che ci siamo coinvolti anche noi, molto interessanti. Quest'anno le masterclass, come diceva Marco all'inizio, sono distribuite tra il 24 e il 25. Ci si può iscrivere da quando? Fino a quando? A partire da adesso fino all'ultimo momento, tanto l'iscrizione è ingresso gratuito, vi potete iscrivere, potete arrivare anche direttamente lì durante la masterclass e entrare, venite tranquillamente che nella sala consiliare del comune di Massa. Allora, partiamo dal 24 agosto, alle 15:30 ci sarà il primo workshop formativo con il maestro compositore Luis Siciliano, che ci delizierà con questo seminario chiamato MUMEX, Music Multiverse Exploration, New Sound Cosmology, un modo innovativo per creare nuove tecnologie di variazione melodica, armonica e timbrica in rapporto all'orchestrazione e allo sviluppo narrativo della musica in relazione alle immagini. Poi il pomeriggio della stessa giornata del 24 alle 17:05 ci sarà il qui presente amico mio e socio Marco Testoni con il suo workshop Cinematica, come si ascolta un film. E qua lascio la parola a te per dare una breve descrizione di quello che tu andrai a fare. Ma guarda, è un workshop che parte da una mia riflessione, se ti ricordi, che feci qualche anno fa, cioè che la musica è l'unica arte invisibile all'interno di quell'arte visibile che è il cinema, ma proprio perché è invisibile spesso non viene notata. Ecco, allora io in qualche modo cerco di ripercorrere i passaggi che portano dal muto fino al cinema contemporaneo per capire come si è sviluppato il linguaggio della musica per immagine, perché in qualche modo tutti quanti vedono comunque YouTube, tutti quanti comunque ormai sono abituati a legare un'esperienza musicale ad un'esperienza visiva. Se ci pensate, 100 anni fa invece questo non esisteva. Quindi che cosa è cambiato in tutti questi anni? Ecco, cercherò di parlarne all'interno di questa masterclass. Poi il giorno dopo, quindi a questo punto andiamo al 25, al venerdì, alla mattina alle 10:30 ci sarà un evento speciale, così l'abbiamo chiamato, con proiezione a cura di Marco Testoni e Massimo Pitera e Cinemusica, la storia della musica del cinema. E qui lascio sempre la parola a Marco per descrivere cosa andranno a vedere, chi verrà a questo evento molto particolare. Beh, è un documentario che racchiude tutta una serie di video didattici che noi abbiamo fatto io e Massimo nell'ambito della nostra appunto attività didattica legata alla musica del cinema. Cioè in realtà non esistono molte, anzi non esistono proprio opere in italiane che racchiudono la storia della musica del cinema dal muto ad oggi, con tutti i vari protagonisti, compositori, correnti, eccetera, eccetera. Noi l'abbiamo fatta, è la prima volta che la proiettiamo in pubblico, quindi direi che chi volesse farsi un'idea di che cos'è la storia della musica per cinema, ecco, non mancate. Il 25 mattina alle 10:30. Perfetto, sempre alla sala consiliare. Sempre tutto alla sala consiliare. E infine il pomeriggio alle 15:30 avremo il maestro e docente scrittore Eugenio Tassitano, che anche noi abbiamo intervistato parecchie volte, con questo workshop formativo dal titolo Schegge di analisi audiovisiva da Kubrick a Tarantino, da Herman a Sakamoto. È un obiettivo molto importante questo di Eugenio Tassitano, di analizzare il rapporto tra musica, narrazione e immagini in movimento, per sviluppare nell'ascoltatore, quindi in chi vi sarà presente, una sorta di processo creativo in correlazione alla musica applicata alle immagini come valore aggiunto al filmico. Un'esperienza anche questo molto importante tra i famosi sodalizi tra regista e compositore, e quindi come questi sodalizi hanno potenziato il rapporto delle note tra le immagini. Posso aggiungere sicuramente non mancate a questo appuntamento con Eugenio Tassitano, perché lui è veramente un attentissimo, come posso dire, analista della musica per immagini, dei diversi stili, delle diverse estetiche, e lo fa poi con grande, non solo dovizia di particolari, ma anche con grande comunicazione, quindi non mancate. Bene, quindi abbiamo chiuso, diciamo così, il racconto di questo premio Mercurio d'Argento, quinta edizione a Massa, dal 24 al 26 di agosto.
Allora, noi con questo vi salutiamo, a questo punto ci vediamo tutti a Massa, insomma, chi vuole, noi siamo lì. Ciao Marco, e allora a Massa e buona visione, buon ascolto sempre. Alla prossima, ciao!